decoroso, cosa no? È forse più decoroso spendere 415.000 euro per una festa patronale mentre le persone stentano a vivere? O risulta più decoroso installare una panchina dipinta di bronzo in una piazza al centro? Esattamente di fronte al luogo che dovrebbe garantire il rispetto del giusto diritto, ma che troppo spesso mette in giudizio la donna violata. O risulta più decoroso negare la proposta di un finanziamento simbolico di appena 35.000 euro, una cifra ridicola in confronto all'ammontare dei contributi previsti per incarichi e collaborazione conferiti agli esterni. Noi crediamo che sia decisamente più indecoroso restare sordi e silenti innanzi alla continua minaccia all'incolumità fisica e psicologica delle centinaia di donne che ogni anno chiedono accoglienza nei centri, che in situazioni più gravi necessitano di ospitalità e rifugio. Crediamo che sia più vergognosa l'indifferenza politica e istituzionale. Crediamo che sia più indecorosa la costante, intollerabile spettacolarizzazione mediatica e la narrazione giustificazionista e patologizzante